Cittadini ovunque da 4 anni si interessa a Castelfranco di solidarietà sociale verso i richiedenti asilo, verso gli stranieri in Italia, verso tutti quei cittadini italiani e non che si ritrovano in povertà sanitaria, economica, culturale, sociale, verso gli invisibili della terra. La terra è rappresentata per il 71% dall'acqua e nei mari ritroviamo il 97% di tutto il pianeta. Mari che navigandoli favoriscono incontri, incroci di popoli, incroci essenziali per la crescita delle civiltà, come il Mare Nostrum, il Mediterraneo culla della nostra cultura europea. Il Mare Nostrum da sempre è navigato da uomini in cerca del sapere e del conoscere, vedi Ulisse, ma anche da coloro che migrano in cerca di un luogo dove vivere meglio, dove far crescere la propria famiglia, vedi Enea. Enea lo straniero, eroe del poema Eneide. Eneide, la storia di un lungo viaggio nelle acque del Mediterraneo, la storia della dolorosa sorte che tocca a chi scappa dalle avversità, dagli orrori. La storia alla base della nostra cultura non solo perché narra la nascita di Roma, ma anche perché da oltre 2000 anni racconta la lotta per la vita di un uomo e dei suoi compagni, narrando proprio la leggendaria storia di un gruppo di profughi che, sfuggendo dalla guerra, viaggiarono tra tempeste, morte e naufragi per le acque del Mare Nostrum, fino a approdare nel Lazio, una nuova terra da poter chiamare casa. Profughi di ieri, profughi di oggi, perché oggi Enea sarebbe per noi lo straniero e lo definiremmo un migrante, un profugo. Sono tanti gli Enea oggi, che lasciando alle spalle la propria casa, la propria famiglia, fuggono alla ricerca della pace, della libertà o solo di una vita dignitosa. C'è chi fugge da un paese in guerra, chi dalla fame. Tanti sono i motivi per lasciare la propria terra verso l'ignoto. Come il protagonista virgiliano, anche gli esuli di oggi tentano un viaggio difficile, fisico e interiore, un viaggio che talora si conclude con la morte, con la scomparsa nelle acque del mare per naufragi. Naufragi di oggi, naufragio di ieri di Enea. Nel primo libro dell'Eneide di Virgilio, mentre Enea e i suoi stanno per raggiungere le coste della Sicilia, dopo 7 anni di navigazione arriva la tempesta e il naufragio. Qui in pochi nuotammo alle vostre spiagge. Che razza di uomini è questa? O quale patria così barbara permette simile usanza? Ci negano il rifugio della sabbia, dichiarano guerra e ci vietano di fermarci sulla terra più vicina. Se disprezzate il genere umano e le armi degli uomini, temete almeno gli dei. Eneide, i versi di Virgilio che dopo 2000 anni ci raccontano la tragedia delle acque del nostro Mediterraneo, di ieri e di oggi. A lui Giunone si volse con queste parole: Eolo, a te il padre dei numi e sovrano degli uomini concede placare i flutti marini e turbarli col vento. Or naviga il mare Tirreno una gente a me avversa, Ilio portando in Italia e i vinti penati. Imprimi ai venti vigore, schianta, immergi le navi, sperdili e scaglia nei corpi del mare. Eolo risponde: a te spetta, regina, di chiedere quanto desideri, a me di ricevere ordini. Il regno tu mi concedi, tu il potere divino, alle mense dei numi tu mi consenti di assidere, tu padrone dei venti, signore mi fai delle nubi. E tacque. Rivolta il tridente, spinge il vacuo monte da un lato. I venti come a schiera compatta pel varco aperto si lanciano e soffiano a turbini liberi su per la terra. Irrompono al mare e tutto dal fondo lo scorrono, ed Euro e Noto, ed Africo denso di nubi, e vasti flutti a spiagge lontane rovesciano. Segue un grido alto di uomini e stridore di corde, i nembi tolgono ai teucri la vista del cielo e del giorno, un'orrida notte si stende sul mare. I cieli tuonarono, squarcia il vivo etere il fulmine, e tutto fa ora a quei miseri presente la morte. Subito un brivido agghiaccia la membra di Enea, per gemiti parla levando le supplici mani alle stelle. Oh, 1000 volte felici quei morti davanti agli occhi dei padri, sotto le mura alte di Troia. O tu, dei Danai fortissimo Diomede,
Oh, non essere anch'io sopra i campi d'Ilio caduto, come non ha la tua destra disperso questa mia vita, là dove il fiero Ettore giace, dove il grande Sarpedone, dove tanti corpi d'eroi forti e scudi ed elmi travolgono l'onde del Simoente. In questi lamenti uno strido mandò l'Aquilone, strappa la vela di fronte, solleva i flutti al cielo, si spezzano i remi, la prora si volge e porge il fianco alle onde. Una equorea montagna si rompe cadendo. Pendono alcuni in vetta dei flutti, ad altri aprendosi il mare scopre fra l'onde la terra. Al fondo l'acqua ribolle su spire di sabbia. Noto afferra, alza 3 navi, le getta di contro gli scogli nascosti. 3 altre euro dall'alto mare fra sabbie spinge e alle secche, orrendo, al fondo le preme, le cinge d'un vallo d'arena. La nave che i Lici portava e Oronte fidato, il mare ingente colpisce d'alto, piombando alla poppa. Il pilota è sbalzato, precipite, fuori. E quella il flutto 3 volte ravvolge d'intorno e un vortice giù la rapisce in voragine d'acqua. Rari naufraghi su vasti gorghi si vedono, galleggiano tavole ed armi e il tesoro di Troia. E già di Lioneo la valida nave, già quella di Acate forte, e quella che Abante, quella che Alete vegliardo portava, aveva l'immane tempesta travolto. I fianchi aperti si è rotti, fan largo alle acque e in falle si spezzano rapidi. Nettuno, frattanto, all'udire quel murmure grande spinto sul mare e il turbino libero scuotere la calma segreta dei fondi marini, si turba. A guardare leva a fior d'acqua il volto sereno. Vede dissolta nel mare la flotta di Enea, oppressi dall'onde i troiani e dal tuono celeste. Né al fratello sfuggiva la frode, né l'ira di Giunone, e a sé chiama Zefiro ed Euro e dice: tanta fiducia vi ha dato l'origine vostra divina. Osate, o venti, senza mio cenno il cielo e la terra confondere, e a tanto tumulto sommuovere il mare. A voi farò meglio calmare i flutti agitati per ora. Disse così, e con gesto veloce più del pensiero le acque rigonfie in vasta calma pianeggia. Di foschi nembi dissolve la grave caligine e il sole or nuovo risplende nel libero cielo. Or volgono stanchi la rotta alle spiagge vicine i troiani e tentano i lidi di Libia l'approdo. Ivi c'è un luogo in un seno profondo, un'isola formano a rada coi fianchi protesi che rompono e lungi respingono l'onde in curve rientranti. Sergono ai lati i rigide rupi e gemini scogli nel cielo, e una calma vasta di acque si estende sotto i vertici verdi. Vi brillano in alto tremule selve e un bosco di sacra ombra vi domina. Di fronte a scogli pendenti un antro si apre e un suono segreto di acque su sponde di pietra, dimora di ninfe. Qui, per la sosta di navi squassate, non funi, non ancore s'usano. Enea ivi raccolte di tante sue navi, 7 soltanto, entra. Un grande amore della terra spinge i troiani a toccare quei lidi, e stanchi del mare si posano. Acate fa scintillare la selce percossa e fuoco raccoglie con fronde ed aride erbe e suscita rapide fiamme. E il grano bagnato, guasto dall'acqua, benché stanchi rassettano e asciugano, e tritano e poi cuociono al fuoco. Paolo Rumiz, Morimondo, parte seconda. Cantavamo, ma dopo Saluggia e Trino avevamo imparato a restare guardinghi nell'incantamento. L'allarme per i disastri dell'uomo restava sotto traccia, nonostante ogni colpo di remo fosse un gesto di benedizione e di ringraziamento al creato. Respirando a pieni polmoni, sapevamo che l'ammirabile geometria delle verdi risaie vercellesi e della lomellina taceva i veleni che le avevano rese uno sterminato camposanto per pesci, uccelli, piccoli mammiferi e farfalle. Escluse le nuove specie invasive come lo storno o i corvidi in generale, nel nord il resto del mondo alato era ridotto al lumicino, con situazioni disperate per passeri e allodole, per verdoni, cardellini,
fanelli, berzellini, ciuffolotti. Specie comunissime solo 30 anni prima erano quasi scomparse, non se ne pronunciava più nemmeno il nome. Averle, saltimpali, picchi muratori, tortore comuni. La civetta, l'allocco e il barbagianni erano in drammatica flessione. La caccia, i veleni e le monocolture avevano eliminato la starna e la pernice rossa. Prima del nostro viaggio sul grande fiume, un alessandrino di Bosio, Egidio Gola, mi aveva scritto una lettera sconvolgente. Parlava solo di una farfalla, eppure la descrizione che mi aveva fatto del rarefarsi dei suoi fantastici voli nuziali in primavera e a settembre, vere danze di gioia in onore del creato, mi aveva lasciato nell'anima un'indelebile impronta di angoscia. Quell'insetto, dal bellissimo nome di cena dispar, dagli sfavillanti colori aranciati e rossi, era quasi estinto in Europa, salvo che in quel tratto del Po e della Sesia, come nelle risaie del Casalese e Vercellese. Ma poi anche lì erano arrivati i pesticidi contro il punteruolo, un parassita del riso. Ora viaggiavamo proprio in quelle terre. Nelle risaie della sinistra Po la farfalla si era quasi estinta. Sulla destra, nelle terre alessandrine di Ticineto, Frassineto e Ocimiano, forse ne avremmo potuto ancora vedere qualcuna, ma solo a patto di conoscerne gli ultimi rifugi. La scomparsa della licena era un segno terribile di cui solo pochi si rendevano conto. Al suo posto arrivavano nuovi esseri che segnavano mutazioni epocali. Avere accanto a noi in Italia una farfalla monarca venuta dall'Africa profonda è esattamente come trovare una zebra a Milano. Così mi aveva detto un grande naturalista, Mauro De Logu, nel suo laboratorio dell'Università di Bologna, pieno di animali imbalsamati. Cinghiali, lontre, uccelli rapaci, pernici e galli cedroni. Quasi tutti li aveva raccolti e preparati lui stesso in una caccia alle meraviglie dell'arca iniziata già sui banchi delle elementari. Fa effetto, mi aveva detto, puntare il dito su qualcosa che non esiste più. Queste bacheche sono piene di animali che non ce la faranno, anche per il mutamento climatico in corso. La mutazione era in corso da anni. Le anatre e le oche siberiane d'inverno non scendevano più fino in Puglia, ma si fermavano in Polonia e Germania. I pappagallini verdi avevano invaso l'Italia e con loro la farfalla monarca del Nord Africa. Dal Mar Rosso arrivano le tartarughe, i barracuda, i pesci balestra e altri. La gente dice: chi se ne frega, si può vivere anche senza la licena o col barracuda in mare. Non si capisce che senza più barriere climatiche le nuove specie possono portarsi dietro virus tropicali e attaccarci. Il barracuda può falcidiare il pesce azzurro che ci nutre da millenni. Tratto da Se l'acqua ride di Paolo Malaguti, storia di Gambetto e della sua esperienza con il nonno Barcaro. Anche se al suo primo viaggio Gambetto intuì bene quando nel madraccio l'acqua stava ormai per arrivare al livello utile alla partenza. Sentì il fasciame fremere, le corde tendersi, quasi che il boccio si stesse caricando di un'energia invisibile e silenziosa, come il gatto, quando ancora immobile nell'erba alta si prepara al balzo e tende i muscoli facendo oscillare lentamente la coda. Gambetto vide le vele della Teresina muoversi pigramente, vide Caronte, portatosi al lungo timone di poppa, sbuffare silenzioso il fumo del Toscano contro il cielo e vide
strano a dirsi perché mai lo avrebbe immaginato, suo padre segnarsi e battere le nocche sul legno. Caronte iniziò a dare subito ordini, perché il tratto iniziale del canale è un po' più difficile, irto di anse nelle quali manovrare a filo agli argini e con l'acqua bassa, nonostante la bontà. Gambeto, boia, ladro, corri a prua e sta attento se l'acqua ride, gli disse Caronte. Il ragazzo fece per muoversi, poi si fermò incerto, perché non capiva cosa dovesse fare. Fu suo padre a corrergli in aiuto. Quando che senti l'acqua che ride, che gorgoglia, vuol dire che lì c'è una piera o il fondo basso e bisogna starci alla larga. Se l'acqua ride, il burcio piange. Gambeto, fogati più o meno i dubbi, corse a prua e si protese in avanti e iniziò a scrutare il canale, serio e concentrato, come se stesse navigando tra le mine. Non capì che era il burcio davanti a loro a tagliare l'acqua e che quindi da lì avrebbero segnalato eventuali ostacoli. Non capì nemmeno che con quel primo compito Caronte iniziava a fargli stringere amicizia con il canale, perché un barcaro può conoscere il suo burcio fino all'ultimo chiodo e all'ultima asse, ma se non conosce come si comportano le acque su cui naviga, fa poca strada. Dal libro Frammenti di Eraclito. Dalla terra nasce l'acqua, dall'acqua nasce l'anima. È fiume, è mare, è lago, stagno, ghiaccio e quant'altro. È dolce, salata, salmastra, è luogo presso cui ci si ferma e su cui si viaggia. È piacere e paura, nemica ed amica. È confine ed infinito, è cambiamento e immutabilità, ricordo ed oblio. Il nostro circolo di lettura, nato nel 2013, persegue i seguenti scopi: confrontare e condividere letture e autori, stimolare l'approfondimento su vari temi e argomenti, ampliare gli orizzonti attraverso la lettura dei classici della letteratura italiana e straniera, scoprire nuovi autori per mezzo dei loro lavori letterari. Ogni mese il gruppo si ritrova per discutere di un'opera e un autore. In occasione della maratona di lettura 2021 abbiamo deciso di leggere un passaggio tratto dal libro di Herman Melville, Moby Dick e la balena. Se il Niagara fosse soltanto una cascata di sabbia, ma lo fareste voi quel viaggio di 1000 miglia per andarlo a vedere? Perché il povero poeta del Tennessee, ricevendo improvvisamente 2 manciate d'argento, stette a deliberare se comprarsi un vestito di cui aveva terribilmente bisogno o investire il denaro in un viaggio a piedi fino alla spiaggia del Rockaway? Perché quasi ogni ragazzo sano e robusto che abbia dentro di sé uno spirito sano e robusto prima o poi ammattisce dalla voglia di mettersi in mare? Perché al tempo del vostro primo viaggio come passeggero avete sentito in voi un tal brivido mistico non appena vi hanno detto che la nave e voi stesso eravate fuori vista da terra? O perché gli antichi persiani tenevano il mare per sacro? Perché i greci vi fissarono un dio a parte e fratello di Giove? Certamente
tutto ciò non è senza significato, e ancora più profondo di significato è quel racconto di Narciso, che non potendo stringere l'immagine tormentosa e soave che vedeva nella fonte, vi si tuffò e annegò. Ma quella stessa immagine noi la vediamo in tutti i fiumi e in tutti gli oceani. Essa è l'immagine dell'inafferrabile fantasma della vita, e questo è la chiave di tutto. Oceano Mare di Alessandro Baricco. Legge Filodrammatica Guido Negri. Ci siete mai stato voi al Circo Bosedorf? Prego? Vi ho chiesto se ci siete mai stato al Circo Bosedorf. Barteblum si drizzò seduto sul letto. Che ne sai tu del circo Bosendorf? Niente, solo che l'ho visto, è passato di qui l'anno scorso. C'erano gli animali e tutto. C'era anche la donna cannone. Barteblum si domandò se non fosse il caso di chiedergli notizie della zia Adelaide. È vero che era morta da anni, ma quel bambino sembrava saperla lunga. Alla fine preferì limitarsi a scendere dal letto e avvicinarsi alla finestra. Ti spiace? Avrei bisogno di un po' d'aria. Il bambino si spostò un po' più in là sull'avanzale. Aria fredda e vento da nord. Davanti, fino all'infinito, il mare. Cosa ci fai tutto il tempo seduto qua sopra? Guardo. Non c'è molto da guardare. Scherzate? Beh, c'è il mare, d'accordo. Ma il mare è poi sempre quello, sempre uguale. Mare fino all'orizzonte. Se va bene ci passa una nave. Non è poi che sia la fine del mondo. Il bambino si girò verso il mare. Si rigirò verso Barteblum. Si girò ancora verso il mare. Si rigirò ancora verso Barteblum. Quanto vi fermerete qui? Gli chiese. Non so, qualche giorno. Il bambino scese dal davanzale, andò verso la porta, si fermò sulla soglia, rimase per un po' a studiare Barteblum. Voi siete simpatico. Magari quando ve ne andrete sarete un po' meno imbecille. Cresceva in Barteblum la curiosità di sapere chi li aveva educati quei bambini. Un fenomeno, evidentemente. Sera, locanda Almayer, stanza al primo piano, in fondo al corridoio. Scrittoio, lampada a petrolio, silenzio. Una vestaglia grigia con dentro Barteblum, 2 pantofole grigie con dentro i suoi piedi, foglio bianco sullo scrittoio, penna e calamaio. Scrive, Barteblum, scrive. Mia adorata, sono arrivato al mare. Vi risparmio le fatiche e le miserie del viaggio. Ciò che conta è che ora sono qui. La locanda è ospitale, semplice ma ospitale, e sul colmo di una piccola collina proprio davanti alla spiaggia. La sera si alza la marea e l'acqua arriva fin quasi sotto la mia finestra. È come stare su una nave. Vi piacerebbe? Io non sono mai stato su una nave. Domani inizierò i miei studi. Il posto mi sembra ideale. Non mi nascondo la difficoltà dell'impresa, ma voi sapete, voi sola al mondo, quanto io sia determinato a portare a termine l'opera che è stata mia ambizione concepire e intraprendere in un giorno fausto di 12 anni fa. Mi sarà di conforto immaginarvi in salute e in letizia d'animo. Effettivamente non ci avevo mai pensato prima, ma davvero non sono mai stato su una nave. Nella solitudine di questo luogo appartato dal mondo mi accompagna la certezza che non vorrete, nella lontananza, smarrire il ricordo di colui che vi ama e che sempre rimarrà il vostro. Ismael, adelante Ismael, Barteblum. Ciao, Porte Aperte è un'associazione culturale di Castelfranco Veneto. Per Veneto Legge abbiamo pensato ad un autore giovane ospite della nostra rassegna letteraria lunedì luglio, che ogni anno raccoglie centinaia di appassionati di letteratura. Sandro Friziero, con il suo Sommersione, è stato candidato al premio Campiello 2020 e vi leggiamo un brano del suo romanzo, anzi, meglio di lui chi può leggere, quindi lascio la parola a Sandro. All'improvviso la punta della canna si muove per gli inconfondibili strattoni dell'orata.
Un pescatore esperto come te, non ha dubbi. Con i tuoi occhi strabici e freddi, come quelli di un rettile, con i tuoi occhi che non sono altro che biglie di vetro spente dagli anni e dal glaucoma, osservi il cimino sussultare ancora per qualche attimo. Poi ti alzi. Con la misteriosa agilità dei vecchi, butti la Merit che reggi tra il pollice e l'indice, afferri la canna e inizi a recuperare la lenza con decisione. L'impugnatura vibra al disperato tentativo dell'orata di sfuggire alla sua fine. I pesci fanno meno pena degli altri animali quando muoiono. Questa è la verità. Non urlano, non piangono, non si lamentano i pesci. Non sono come i polli che continuano a muoversi anche se gli si taglia la testa. Non sono come gli uomini che sul letto di morte non possono fare a meno di impietosire parenti e infermieri elencando i loro dolori, i loro rimpianti. I pesci lasciano questo mondo che per loro ha le caratteristiche di un infinito acquario in maniera nobile, senza dare fastidio a nessuno. Boccheggiano, tremano e muoiono tutti allo stesso modo. Hai solcato il mare per tutta la vita. Da giovane ti eri imbarcato su una nave che smaltiva gli scarti di lavorazione delle industrie della terraferma. Avevi contribuito così ad arricchire l'acqua marina di fluoro, arsenico, mercurio, cromo, nel pieno rispetto delle normative dell'epoca, si intende. Allora tutto il mare intorno all'imbarcazione diventava rosso come durante una mattanza. Solo più tardi, quando già cominciavi a soffrire di inspiegabili e allucinatori mal di testa, avevi deciso di impiegarti nella pesca. A bordo dell'Audace, il più bello e il più grande peschereccio dell'isola, gettavi le reti nello stesso tratto di mare che avevi avvelenato poco prima. Il pesce emerge dall'acqua del mattino color piombo, tanto palpitante di vita che pare un cuore. È un'orata piccolina di 2 etti, forse poco più. La afferri con uno straccio a fiori e la stringi. La bocca dell'animale si dilata, si apre, si chiude, quasi volesse urlare e le mancasse il fiato. Non ha sentimenti il pesce, ma anche se li avesse li perderebbe una volta trascinato nella dimensione aerea degli uomini, quando cambia mondo, come succede all'uomo stesso quando va in cielo, spesso senza il tempo di spiegarsi, di preparare le valigie, di dettare testamento, salutare gli amici. Liberi il pesce dall'amo che è ingoiato quasi completamente. Un po' del suo sangue ti cola sulle braccia grinzose tra i peli, ti sporca le dita coperte di scaglie di sardina. Chissà quante volte hai fatto questo gesto senza pensarci. Non urlano, non piangono, non si lamentano i pesci, lo sai bene. Ora però scorgi negli occhi dilatati dell'animale qualcosa di diverso, quasi che il dolore che produci diventasse visibile. Il pesce inizia a gemere, lo senti distintamente, in modo castigato, sommesso, terribile. Ti chiede la ragione di tanta crudeltà. L'isola ha forma allungata, non ha centro né periferia. Si sviluppa per una decina di chilometri in lunghezza, ma solo per qualche centinaio di metri in larghezza. Viste dall'alto, le terre emerse assumono l'aspetto di un elastico teso che pare sempre sul punto di spezzarsi. Pianeggiante e uniforme, l'isola è il risultato di naturali e progressive sedimentazioni o del volere di un estroso demiurgo interessato a separare il mare dalla laguna, vale a dire l'acqua viva e irrequieta del mare, da quella ferma e stagnante della laguna, a creare dunque una barriera per pesci e navi, per alghe e boe, interrotte appena dalla bocca di porto. E l'acqua del mare che penetra nella laguna con il suo instancabile lavorio disegna gli arabeschi dei canali, plasma minuscoli bacini, lagune sussidiarie, barene semisommerse. L'isola, come sanno bene i suoi abitanti, resiste come ultimo baluardo dell'umanità, stretta tra la palude e il mare, in un abbraccio mortale e allo stesso tempo seducente, al quale non si può sfuggire.
Henri De Luca, opera sull'acqua. L'asciutto. E nel secondo giorno si ruppero le acque per fare posto al cielo. L'universo era liquido, fu diviso in due, un sopra e un sotto di acque, col firmamento in mezzo. L'ossigeno si sciolse dalla doppia mandata dell'idrogeno. Nella nebbia si mischiò l'azoto e si dischiuse in gas dell'aria, in sostanza di cieli. Le acque si ammassarono in recinti, venne a vista l'asciutto e fu chiamato terra, e su di essa l'albero s'abbevera, galleggia e brucia quanto un uomo. E sulla terra nuvole, ghiacci, nevi, arcobaleni, stagni, paludi, laghi, pozzi, cisterne, canali, vasche, invasi, fonti, torrenti, terme e preghiere a benedire l'acqua. Aldo Palazzeschi, La fontana malata. Clof, clop, cloc, cloppete, cloppete, cloccete, coc. E giù, nel cortile, la povera fontana malata. Che spasimo sentirla tossire, tossisce. Un poco si tace, di nuovo tossisce. Mia povera fontana, il male che hai, il cuore mi preme. Si tace, non getta più nulla, si tace, non sode il rumore di sorta, che forse sia morta? Orrore! Ah no, rieccola ancora, tossisce. Clof, clop, cloc, cloffete, cloppete, cloccete, coc. La tisi l'uccide. Dio santo, quel suo eterno tossire mi fa morire. Un poco va bene, ma tanto, che lagno. Ma Abel, Vittoria, andate, correte, chiudete la fonte, mi uccide quel suo eterno tossire. Andate, mettete qualcosa per farla finire, magari morire. Madonna Gesù, non più, mia povera fontana, col male che hai, finisci, vedrai che uccidi me pure. Clof, cloc, cloc, cloffete, cloppete, cloccete, coc. El Muson, tratto da Il pan dei Poaretti di Antonio Silvestri, scrittore castellano che narra alcune vicende vissute intorno agli anni 30-60. L'acqua ha sempre costituito un grande irresistibile fascino per noi creature. Non potete neanche immaginare che cosa sia stato per noi il Muson, il bel fiume che scorreva a 2 passi da casa. Tra i 2 appezzamenti che conducevamo in affitto, quasi a dividerli, c'era una lunga striscia di terra che si estendeva fino alla Brantea. Questa lunga striscia di terra, sopraelevata rispetto al terreno circostante, era delimitata da 2 fossati, uno dei quali, precisamente quello a nord, collegato alla Brantea, serviva ad alimentare la Bosa, mentre l'altro, quello rivolto a sud, serviva solamente per lo scolo dell'acqua piovana dai nostri campi. Dalla primavera aveva inizio la nostra pazza stagione. Erano i giorni da andar scalzi per i campi, da far capriole sull'erba tenera, da arrampicarci sugli alberi, da saltar fossi. No, non il Muson, che per quello ci voleva la saltarola,
promessaci con tanta convinzione da Beppi e che per un motivo o per un altro non arrivava mai. Ed erano anche i giorni delle prediche da parte delle nostre mamme. Dove Sio stai? Sio andai a far mancamenti, sì? Vardè, che vuio vederve. Ci impaurivano con le storie del Sanguaneo o del Basadone, che erano soliti aggirarsi nei campi di Soturco e lungo la Brantea, proprio nelle ore più calde della giornata. D'estate, per esempio, quando alcune zone del Muson erano in secca e sul suo greto rimanevano soltanto delle piccole pozze d'acqua, attorno alle quali, come su una spiaggia, sostavano schiere di rane e di rospi a prendere il sole, noi davamo sfogo al nostro sadismo. Le prime, cioè le rane, costituivano una ghiottoneria per il nonno e per mio zio e quindi le catturavamo perché loro sapevano come spellarle per farsi la frittata. I rospi, al contrario, non servivano proprio a niente. Erano bravi solamente a pisciarci in mano, tanto che li chiamavamo rane scompissone e noi li usavamo come trastulli. Opportunamente gonfiati mediante una cannuccia, essi rimanevano a galla sull'acqua, a zampe divaricate, e noi li stimolavamo con degli stecchi per farli girare tra loro. Guai se la mamma fosse venuta a saperlo! Ed erano cose che tenevamo nascoste anche in confessione, perché il parroco avrebbe senz'altro trovato ragioni per rimproverarci e così la festa sarebbe finita. Perciò ci limitavamo a riferirgli il numero e la circostanza che le brutte robe le avevamo fatte in compagnia di altri, ma senza scendere in troppi dettagli.